Nei giorni scorsi molti comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti avevano avanzato delle ipotesi per il completamento della stagione in corso in tutti i campionati dilettantistici. A quanto pare il Consiglio federale, al quale era stato sottoposto specificatamente tale proposta, ha espresso il proprio parere favorevole per le modalità di conclusione dei vari campionati regionali per la stagione 2020-2021. Si dovrebbe sbloccare l'attuale status di stallo con la disputa regolare del solo girone d'andata dei vari campionati regionali, esattamente dall'eccellenza in giù, per poi disputare la post-season con la disputa di play-off e play-out con gare di andata e ritorno. Ciò permetterebbe a tutti di concludere la stagione senza patemi legati ai calendari e nel contempo di ridurre anche i costi a carico degli stessi club partecipanti ai campionati regionali. Nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere meglio le modalità e le possibili date d'inizio delle varie competizioni nel pieno rispetto delle norme vigenti contro la diffusione del Covid. E in prospettiva di questa ipotesi che tutte le società del panorama dilettantistico siciliano e non attendono con ansia l'evolversi della situazione.